Ci risiamo, un'ulteriore conferma di quello che ormai è assodato. In Veneto l''ndrangheta è radicata nel tessuto economico ed opera attività illecite e criminali. Ancora una volta quanto emerso dall'operazione dei Carabinieri del Ross con il supporto dell'arma territoriale su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia individua legami con la consorteria 'ndranghetista residente a Somma Campagna nel Veronese. 33 gli arresti effettuati in un blitz che ha interessato oltre a Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Calabria. A tutti i fermati è contestata l'associazione di tipo mafioso per reati che riguardano l'estorsione, la rapina, l'usura, la ricettazione e il riciclaggio ed anche il traffico di stupefacenti. 100 gli avvisi di garanzia notificati ad altrettanti soggetti e sequestrati beni per un valore di circa 3 milioni di euro. Tutto parte dalle indagini su un traffico di droga destinato al Veneto che porta gli inquirenti alla verifica di presenze 'ndranghetiste nel territorio, grazie anche al supporto delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. E così gli inquirenti arrivano a individuare un sodalizio criminale presente nel Veronese dal 1981, riconducibili a famiglie originarie della piana di Gioia Tauro. Un gruppo che non lesina metodi intimidatori per assoggettare le vittime, capace anche di realizzare un giro vorticoso di false fatturazioni per operazioni inesistenti. Molteplici gli episodi di riciclaggio di denaro e di acquisizione di attività economiche dei comparti più diversificati, in collegamento con soggetti contigui alla cosca Grandi Aracri di Cutro, stanziale in provincia di Verona. Sequestrate anche notevoli quantità di droga che veniva acquistata in Calabria da gruppi criminali albanesi e sloveni. Il procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi, nell'illustrare l'operazione, ha voluto sottolineare l'abnegazione del personale investigativo e giudiziario a fronte di una cronica carenza di organico.